un'altra azienda che è tutta made in Italy, ti do il microfono, Eccoci. ma è famosa anche all'estero. Salutiamo Valentina Fenaroli. Ciao. Allora, Pretty Bijou, che è milanese, made in Italy, però funziona tantissimo anche all'estero. Molto all'estero, perché ovviamente il made in Italy all'estero va fortissimo. Come mai secondo te il made in Italy? Ma io credo che in realtà tutte le creazioni made in Italy all'interno abbiano tanta creatività e impegno creativo e vadano un po' oltre quelle che sono gli standard di design, no? Che forse sono più schematici. Sì, sono un pochino più schematici. Noi, la nostra azienda, almeno noi direttamente, abbiamo cercato da sempre di creare qualcosa che vada un po' fuori dagli schemi e si distingua per questo. Tu sei la creativa? Io sì, ti sbizzarrisci tu a creare sì, questi gioielli che io adesso vorrei, senza dare un'altra ginocchiata allo sgabello, mi avvicino a questa collana che è uno spettacolo, ma emana una luce incredibile. È questo il punto di forza. E come fate a realizzare delle... Allora, questa innanzitutto si chiama Crystalnet, è da un marchio e anche un concept tutelato dal 2011, anche se in realtà è sul mercato dal 2007. Quindi ci sono dei diritti d'autore di ferro su questo Crystalnet. Ci sono dei diritti d'autore, esatto, che vanno a tutelare questo articolo. E Crystalnet a me ricorda addirittura, non so, un film di fantascienza come un titolo, no? Ed è un po' un prodotto in realtà che forse possiamo addirittura stellare, chiamare, direi. esatto, stellare, un po' perché luccica e un po' perché una tra le caratteristiche che lo vanno a distinguere è proprio la versatilità, il suo trasformismo glamour, no? Che ha affascinato anche gli addetti del settore, quindi le varie fashion blogger che si sono divertite a creare il gioiello di cui avevano bisogno sulla base dei propri outfit. Si va a trasformare, ogni nodo è diverso e va a identificare un modello diverso di collana. Quindi voi create dei nodi differenti a seconda dei modelli? A seconda delle esigenze. Cioè non avete la stessa tipo di... È lo stesso tipo di collana, che è anche quello che indosso io. Esatto, è un filo molto semplice. La caratteristica principale di questo articolo è che con lo stesso filo si possono andare a creare vari modelli. Quindi questi sono una serie di fili intrecciati tra di loro e addosso alla modella c'è anche la versione più preziosa di Crystalnet. Che tipo... Esatto, che all'interno incapsula dei cristalli più preziosi, quindi luminosissimi. Ha una luce, emana una luce incredibile, veramente è spettacolare, complimenti. Grazie. E adesso i vostri progetti per il futuro, cioè le nuove tendenze, la nuova collezione, ci puoi anticipare qualcosa? Allora, certo, allora noi come a tutte le donne penso piacciono molto i gioielli che luccicano, quindi... Sì. Guarda un po' me, scusa. Il tema che ci ispira da sempre e che continuerà a ispirarci sarà sicuramente la luce e il cristallo, quindi ci sono delle grosse novità in serbo per Crystalnet che andrà sempre a rinnovarsi e a prendere forme differenti, ma anche insomma avremo tanti modelli nuovi che speriamo affascineranno tanto quanto sicuramente Crystal. Non ho dubbi, e questo proprio ho capito stando vicino a questi gioielli, perché ci sono dei diritti d'autore di ferro su questo Crystalnet, perché in effetti è davvero un'idea geniale. È proprio l'idea, sì. Allora complimenti a Valentina Fenaroli di Pretty Bijou e in bocca al lupo, lupissimo per il prossimo anno. A tra poco!